La Lega Nord si avvicina al congresso nazionale di fine giugno quando dovrà scegliere il nuovo segretario. Roberto Maroni fino a questo momento è l'unico candidato, anzi si candiderà anche Bossi, ma probabilmente solo per la carica di presidente fondatore. Dal Veneto parte il segnale di una richiesta di maggior peso e non si escludono sorprese. Ad oggi sembra che sia lui il candidato unico, potrebbe anche esserci qualche sorpresa, d'altronde un congresso che si fa dopo così tanti anni è chiaro che possa avere anche delle novità anche da questo punto di vista. Il Veneto, insomma, rischia di pagare, in termini di consensi elettorali, per colpe non sue ma lombarde e vuol far pesare questo aspetto al momento giusto, ovvero al congresso. Non sarà più una Lega come prima verticistica che ruota attorno a un leader carismatico, ma avrà più la connotazione di confederazione delle varie leghe locali e credo che il Veneto, la Lega Veneta, avrà un'autonomia decisionale e gestionale nettamente superiore a prima. Sarebbe un errore non fare questo. Quanto alle cariche, idee chiare su quali siano le priorità e le richieste da avanzare da parte del Veneto, ma anche sui temi principali da affrontare per riacquistare credibilità e visibilità per il partito. Il possibile candidato veneto lo vedremo nei prossimi giorni, sicuramente dal punto di vista operativo noi dovremo contare di più. Credo che c'è questa nuova figura del vicario, del segretario federale, come dire un primus inter pares fra i vari segretari nazionali che avrà un ruolo determinante. Questo deve, sottolineo, deve essere veneto.